domenica che cade fra l'ottava del Natale, la liturgia ci propone di celebrare la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. Il Vangelo per quest'anno è tratto da Luca e ci propone l'episodio dello smarrimento e del ritrovamento di Gesù nel Tempio a Gerusalemme, quando ormai aveva già 12 anni e diventava bar mitzvah, figlio del precetto, adulto, responsabile e impegnato a osservare la legge. I genitori conducono il bambino Gesù a Gerusalemme e lo iniziano alla vita di fede, alla necessità di entrare nell'alleanza e di rispettare la legge di Dio. La prima lettura in questa festa mette in evidenza il tema del figlio, che è un dono di Dio. È una riflessione sulla famiglia come grembo assolutamente necessario per la vita della persona e la qualità del figlio come un dono di grazia, non come un diritto o una pretesa, ma un regalo che sorprende. Non una proprietà dei genitori, ma una persona affidata in custodia perché possa crescere e diventare libera, responsabile, matura. Fra i tanti episodi che avrebbero potuto scegliere, i liturgisti hanno proposto un brano del primo libro di Samuele dove si narra la nascita appunto del profeta Samuele da parte di una donna che fino a quel momento era considerata sterile. Anna porta il nome che significa grazia e lei, umiliata e sofferente per il fatto di non avere figli, ha chiesto con insistenza al Signore questo dono e finalmente fu esaudita. Concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuele. Il nome viene spiegato perché al Signore l'ho richiesto. C'è un gioco di parole sul nome proprio Samuele, che contiene la radice El, che è il nome comune di Dio, e il verbo shamà, ascoltare. Il Signore ha ascoltato quello che Anna ha detto, ha chiesto e il Signore ha accettato. Elcana è il marito di Anna e con la moglie torna a offrire il sacrificio al Signore nel santuario di Silo ogni anno. Non c'era ancora il Tempio di Gerusalemme. Samuele vive prima di Saul e di Davide, prima della monarchia e del Tempio. L'Arca dell'Alleanza era conservata nel santuario di Silo, una cittadina a nord di Gerusalemme. Lì andavano in pellegrinaggio gli israeliti. Elcana e sua moglie Anna vanno in pellegrinaggio al santuario di Silo e compiono il voto. Anna aveva fatto voto di offrire
il figlio al Signore. E quando ha svezzato il bambino, cioè al 3° anno, lo portano con sé e lo offrono al Signore. Fanno il sacrificio rituale e presentano questo bambino al sacerdote Eli, il quale prende in custodia il bambino che viene ceduto al Signore. Diventerà un servo del santuario, consegnato al Signore, restituito al Signore, perché Anna è consapevole che quel figlio è un dono di Dio, non le appartiene. Lo ha ricevuto con immensa gioia, ma non pretende di tenerlo per sé. È disponibile a concederlo al Signore. Lascio che il Signore lo richieda. Per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore. Io gliel'avevo chiesto, lui me l'ha dato. Adesso lui me lo chiede e io gli rispondo concedendolo. E si prostrarono là davanti al Signore. Questa vicenda arcaica è narrata con senso teologico, proprio per insegnarci che il figlio è un dono e i genitori restituiscono al Signore questo dono. Beato chi abita nella tua casa, Signore, diremo al Salmo. Samuele abitò nella casa del Signore tutti i giorni della sua vita. E dalla prima lettera di San Giovanni impariamo che Dio ci ha dato un amore così grande da farci diventare figli. Siamo chiamati figli di Dio e lo siamo davvero. È il mistero della figliolanza che celebriamo in questa festa della Santa Famiglia. Non tutti siamo genitori, ma proprio tutti siamo figli. Ed è questa dimensione della figliolanza che vogliamo vivere, per cui ringraziare e farla diventare dono.